Salve a tutti, buonasera, benvenuti a questa manifestazione, a questa opera teatrale, danzata e anche recitata di Pierino e il Lupo. Bene, questa idea così è venuta in mente quando una giornata mi è venuto a trovare Eric Cannamela, che io già volevo fare un applauso, giusto, insomma, perché è in regia da quella parte. E insomma, siccome sa che noi di danza ogni tanto ce ne intendiamo un pochettino, allora ha detto: ma perché non fate qualcosa che possa essere anche piacevole per i bambini, eccetera, eccetera. Allora ho pensato, ho detto, eppure si potrebbe fare questa bellissima opera di Prokofiev che si chiama Pierino e il Lupo, e che appunto racconta una vera e propria favola. Prokofiev la scrisse innanzitutto solamente musicata, dopodiché, pensando alla sua bambina che non voleva a volte addormentarsi la sera, allora decise di inserire all'interno anche un testo e quindi farne proprio una favola a tutti gli effetti, musicata. E allora cosa faceva? La sera faceva ascoltare alla bambina questo pezzo musicale e nello stesso tempo lo raccontava. E noi faremo la stessa identica cosa questa sera. Io però di solito faccio anche nei saggi della danzarte, eccetera, eccetera, noi siamo soliti ringraziare prima e non alla fine. Perché? Perché innanzitutto perché il supporto veramente di tante persone che sono anche qui presenti e che poi vi farò incontrare è stato davvero importantissimo. Intanto perché l'assessorato ai servizi sociali e delle politiche giovanili ci ha aiutato sotto tanti punti di vista, intanto economico, perché è giusto che si dice pure, poi anche da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche fisico, perché alcune scenografie che abbiamo qui presenti sono state fornite. Quindi io direi intanto di fare un bellissimo applauso, che finalmente il comune di Erice è veramente forte, dobbiamo dirlo. E poi vorrei continuare a spiegarvi un pochettino qual è stato l'idea del progetto, perché il progetto non si chiama come si chiama l'opera, cioè Pierino e il Lupo, il progetto si chiama Dietro le Quinte. Perché abbiamo voluto chiamarlo così, Dietro le Quinte? Perché abbiamo voluto farvi conoscere, e vi faremo conoscere, anche quello che si vive al di dietro di questo palcoscenico. Cosa significa? Che dietro questo palcoscenico lavorano tante persone che voi giustamente non vedete. Ve ne faccio così, ve ne presento una che è quella che non vedrete proprio, a meno che non succeda qualcosa di grave, non vedrete proprio mai, che si chiama, in gergo teatrale si chiama swinger. Sapete che cos'è la swinger? C'è qualcuno che alza la mano? No, va bene? Allora ve la presento, lei si chiama Erika Anastasi. Ecco, infatti voi la vedete in pantaloncini, perché dice, non era previsto che lei giustamente salisse qui sul palco a ringraziare. Perché lei è qui? E benissimo, la swinger è una parte importante delle opere teatrali, della danza, della recitazione. Ecco lei che impara la maggior parte delle parti, quindi lei sa tutta l'opera, dall'inizio alla fine, la sa danzare tutta, perché qualsiasi cosa succede ad una delle nostre allieve, lei deve essere in grado di sostituirla. Quindi, poi cosa succede? Che tutte le altre persone, quindi che i protagonisti principali, sono presenti e voi non vedrete mai la povera swinger, che però ha fatto un lavoro, poverina, micidiale, ha dovuto imparare tutto. Grazie.
E allora io a questo punto vi ho spiegato un pochettino come funziona anche tutta l'opera e ci tenevo naturalmente a far sì che qui presente ci fosse intanto l'assessore ai servizi sociali e politiche giovanili, e cioè Carmela Daidone, e io nel mentre che Carmela sale e viene con noi. E volevo ringraziare ancora il Paceco Soccorso che ha messo a disposizione la parte della sicurezza, e naturalmente volevo ringraziare anche la scuola Mazzini che ci ha fornito alcuni allievi e la scuola Progetto Europa. A questo punto, esatto, certo, la chiamiamo allora insieme pure? No, io la volevo chiamare dopo, invece la chiamiamo adesso. Sì, allora chiamiamo anche l'assistente sociale, la dottoressa Moulet, che viene qui anche lei sul palco, che fa parte appunto dell'assessorato, e io ti lascio la parola. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere presenti, perché spesso quando si lavora poi è bello pure ricevere i complimenti dopo aver visto l'opera. Vieni dottoressa Moulet, vieni qua, ecco. Quindi grazie per la vostra partecipazione. Che dire, questo è un progetto che abbiamo accolto con grande gradimento. Gli uffici poi hanno fatto la loro parte, poi parlerà la dottoressa Moulet. Dal punto di vista, diciamo, dell'assessorato, il nostro obiettivo è stato quello di permettere ai ragazzi del nostro territorio di partecipare a dei laboratori teatrali. Pertanto, non appena abbiamo ricevuto il progetto, insieme alla dottoressa Messina e alle assistenti sociali, abbiamo accolto, e all'amministrazione, abbiamo accolto di buon grado il fatto che i ragazzi possano sperimentare con degli artisti e con dei professionisti come voi un laboratorio in modo gratuito, perché spesso tante famiglie non hanno la possibilità di permettere al proprio figlio di sperimentare proprio dei laboratori. Quindi loro lo hanno potuto fare grazie a te, Maurilio, Eric, insomma, e la vostra associazione. Pierino e il lupo poi mi ha assolutamente deliziato come titolo. Naturalmente il contenuto è semplice, però c'è anche un'allegoria dietro, no? Anche un'allegoria sociopolitica, ho letto tra le righe. E quindi noi questa sera, questo pomeriggio, insomma, la intendiamo nel significato semplice, che è quello della favola, però è un significato anche profondo che si trova dietro. Quindi grazie a voi, porto i saluti della sindaca che era impegnata in un altro evento istituzionale, infatti se mi vedete andare via è proprio perché devo andarla a sostituire in un altro posto. Quindi grazie ancora, passo la parola alla dottoressa Moulet, che è venuta a trovarci, anche se non si trova qui nel nostro territorio, lavora con noi, ha avuto il piacere proprio di vedere il vostro lavoro. Grazie. Allora, io prima di passare il microfono, innanzitutto vorrei fare un grosso applauso all'assessore e vorrei fare un augurio di buon compleanno alla dottoressa Moulet, che nonostante tutto è qui. Allora, non canterò la canzone come Marilyn Monroe, Happy Birthday to You, però insomma facciamo finta che. Grazie, 20 anni ovviamente oggi compio, questo è scontato. Allora, intanto due parole, perché dobbiamo dare spazio assolutamente ai ragazzi. Sono io che devo ringraziare i ragazzi e tutto lo staff, perché lavorare all'interno di un ufficio di servizio sociale sicuramente è un compito molto molto complicato. I nostri uffici si occupano spesso di disagi, si occupano di conflitti, di grosse problematiche, e quindi spesso io assieme alle mie colleghe siamo molto oberate di lavoro e ci ritroviamo a non avere mai spazio, e questo per noi è un grosso problema, di
guardare altrove e di soffermarci anche sulle cose belle che ci stanno attorno a noi, perché abbiamo tante scadenze giudiziarie, il nostro è anche un ufficio di emergenza, per cui veramente anche di pronto intervento. Quindi sono io che ringrazio i ragazzi e tutto lo staff che mi ha accolto veramente con un affetto incredibile. Ho visto già le prove, perché mi hanno permesso di uscire dall'ufficio e di concedermi quegli attimi di leggerezza che sono fondamentali, perché il talento di questi ragazzi, il coraggio che hanno avuto di mettersi comunque veramente alla prova, sono anche ragazzini, non sono soltanto ragazzi, adolescenti, è sicuramente da premiare. Quindi comunque le famiglie devono attenzionare il coraggio di questi ragazzi, perché quello che hanno fatto, che sono riusciti a fare, sicuramente lascia un segno, perché c'è tanta bellezza in quello che hanno creato, e quindi bisogna che anche i servizi ogni tanto devono uscire proprio dagli uffici e soffermarsi proprio su queste capacità che hanno i nostri ragazzi e vicini di andare oltre le loro timidezze, di comunque superare le loro difficoltà e di mettersi alla prova in maniera eccellente. Quindi gli applausi sono tutti per i ragazzi. Poi il mio compleanno sono cose normali, ormai ad una certa età non si festeggiano più, quindi grazie a loro. Io vi ringrazio invece per le parole spese per questa serata. Adesso noi diamo spazio ai ragazzi, non parliamo più, chiudiamo nuovamente il sipario e tra poco si aprirà con Pierino e il lupo. Ehi, ehi voi, posso raccontarvi una storia? Allora, c'era una volta... Ma che storia! Non è una storia normale. Questa è una fiaba musicale e danzata. E tutte le fiabe, come voi sapete, hanno dei personaggi. Ma qui, in questa fiaba, ogni personaggio, oltre ad essere rappresentato da un diverso danzatore, è anche rappresentato da uno strumento musicale. Pensate che soddisfazione! Ora vi presento i personaggi, sia in chiave danzata che suonata. State a sentire, dunque. Prima di tutto, l'uccellino. Eccolo, felice e svolazzante insieme al suo strumento musicale di riferimento, il flauto. Il gatto sinuoso e furbetto si avvicina di soppiatto e lo fa il sax tenore. L'anatra, dal suo passo dondolante e sbarazzino, lo sentiremo nelle note del sax contralto. La nonna, molto severa, è rappresentata dal sax baritono. E adesso passiamo al protagonista principale della storia, Pierino. È rappresentato da tutti gli archi.
sempre pronto a balzare addosso per mangiarsi tutto in un boccone. È rappresentato da ben 3 strumenti, i flicorni, eccoli qui. E poi ci sono i cacciatori, i cui passi sicuri suonano con tutti i legni insieme. Per finire, anche gli spari avranno un suono, quello dei timpani. Oh, abbiamo fatto le presentazioni e ora immaginatevi la scena. Si entra dentro la storia, in una casetta, circondata da un grande giardino, circondato a sua volta da una staccionata. Fuori, nei prati, c'è un grosso albero e uno stagno, non molto lontano da una foresta buia e misteriosa. Una mattina di buon'ora, Pierino aprì il cancello e uscì sul prato verde che circondava la sua casa. Sul ramo di un grande albero era appollaiato un uccellino, amico di Pierino. Non appena lo vide arrivare, cinguettò allegramente. «È tutto tranquillo!» Una simpatica anatra avanzò dondolandosi verso Pierino. Era contenta che il ragazzo non avesse chiuso il cancello e decise di farsi una nuotatina nel profondo stagno in mezzo al prato.
Vedendo l'anatra, l'uccellino volò giù dall'albero. Si posò sull'erba vicino a lei e alzò le spalle. «Ma che razza di uccello sei che non sai volare?» disse. E l'anatra replicò: «Ma che razza di uccello sei tu che non sai nuotare?» Seguitarono a litigare per un bel po' e... Spataciumph! E si tuffò nello stagno. D'un tratto qualche cosa attirò l'attenzione di Pierino. Era un gatto che avanzava misterioso tra l'erba. Guarda, guarda, un uccellino tutto preso dalla discussione, pensò il gatto. E se ne facessi la mia colazione? Detto fatto, si avvicinò con le sue zampe di velluto senza fare alcun rumore. Attento! Gridò Pierino, e in un baleno l'uccellino volò sull'albero. Fece il gatto all'anatra impinnata, dal bel mezzo dello stagno, però. Il gatto girava intorno all'albero e intanto pensava: ma vale la pena d'arrampicarsi così in alto? Quando sarò lassù, l'uccellino sarà già volato via. All'improvviso, dal cancello del giardino comparve la nonna. Era arrabbiata, perché Pierino, uscendo dal cancello, le aveva disobbedito. «Il prato è un posto pericoloso, Pierino. Se dal bosco dovesse sbucare un lupo, cosa faresti?» Ma Pierino non prestò attenzione alle parole della nonna. I ragazzi come lui non hanno paura dei lupi. Ma la nonna lo prese per mano, chiuse il cancello e condusse Pierino verso casa.
Appena in tempo, Pierino era da poco rientrato, che un grande lupo grigio sbucò dalla foresta. In un lampo il gatto si arrampicò sull'albero. L'anatra starnazzò terrorizzata e stupidamente balzò sulla riva. Provando a correre con tutte le sue forze, ma un'anatra non può essere più veloce di un lupo. Il lupo si avvicinava sempre di più, finché la raggiunse. Ecco, ne fece un sol boccone. Ed ora ecco come stavano le cose. Il gatto si era accucciato sul ramo. L'uccellino appollaiato su un altro, non troppo vicino al gatto naturalmente. Mentre il lupo camminava intorno all'albero, guardandoli con occhio avido. Intanto Pierino, da dietro il cancello, osservava la scena, senza un briciolo di paura. Corse in casa, prese una corda robusta e si arrampicò sull'alto muro di pietra, uno dei rami dell'albero attorno al quale girava il lupo. Si protendeva fino al muro.
Afferrando il ramo, Pierino riuscì ad arrampicarsi e così si ritrovò sull'albero. Vola giù e mettiti a svolazzare intorno al muso del lupo. Attenzione però, non farti acchiappare, disse all'uccellino. L'uccellino quasi toccava il muso del lupo con le ali, mentre questo, aprendo la bocca, spiccava salti velocissimi, cercando di azzannarlo. Come l'aveva fatto arrabbiare, come voleva afferrarlo, ma l'uccellino era molto più furbo della belva e continuò il suo gioco. Intanto Pierino aveva fatto un nodo scorsoio e cautamente lo calò giù dall'albero. Riuscì ad infilarlo nella coda del lupo e tirò con tutte le sue forze. Sentendosi preso in trappola, il lupo si mise a saltare furiosamente, cercando di liberarsi. Pierino legò l'altro capo della corda all'albero. E più il lupo saltava, più stringeva il nodo scorsoio. Proprio in quel momento dalla foresta sbucarono i cacciatori, seguivano le tracce del lupo e sparavano ad ogni passo. Smettetela di sparare, gridò Pierino ancora seduto sul ramo dell'albero. L'uccellino ed io abbiamo già catturato il lupo. Aiutateci piuttosto a portarlo allo zoo.
allora immaginatevi che marcia trionfale. Pierino apriva il corteo. Dietro i cacciatori che trascinavano il lupo. La nonna e il gatto chiudevano il corteo. La nonna scuoteva la testa e continuava a brontolare. E se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, che sarebbe capitato? Sopra di loro volteggiava l'uccellino, cinguettando allegramente. Però che tipi coraggiosi siamo Pierino e io. Guardate che cosa siamo riusciti a catturare. E, se qualcuno avesse ascoltato con attenzione, avrebbe sentito l'anatra che faceva qua qua nella pancia del lupo, perché questo, per la fretta, l'aveva inghiottita viva. Eccoci qua allora. Vi è piaciuto Pierino e il lupo? E allora vi volevo presentare naturalmente i
fautori di questa, diciamo, coreografia, di queste coreografie: Antonella Pulizzi, Marco Calaciura, naturalmente le truccatrici. Ecco qua, abbiamo Ilari, Aurora ha truccato pure. E allora diciamo prima i nomi di tutti, ok? Di chi ha partecipato. Tu ti chiami? Michelle. Caterina. Parlate più forte. Alessio. Aurora. Federica. Aurora. Francesco. Caterina. Alice. Giulia. Giulia. Hai truccato. Va bene, grazie mille, è stato veramente un piacere avervi qua. Chiude la serata Pina Asaro, che è stata al mio fianco anche per tutta l'organizzazione, perché io insomma con comuni, province, cose, o posso dire in siciliano, un già saccio a combattere. E allora lei mi ha fatto da, come dire, da ponte per tutto quanto. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie Maurilio. Gli artisti di solito con le carte non ci vanno molto d'accordo. Allora, io ringrazio Maurilio, i ragazzi sono stati favolosi, bravissimi. Io un altro applauso glielo farei. Bravi, bravi tutti. Sul palco e dietro le quinte. E ringrazierei Eric Cannavela, che ha curato la parte recitata, che è lì in postazione. Grazie ancora. E noi per terminare, per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato, diamo un piccolo ricordo della giornata di oggi con un pensierino e un portachiavi fatto da RM Creazioni, che potete trovare su Facebook, basta cercarlo, e che fa tante cose carine come queste, anche pensierini anche per i bambini quando nascono, eccetera, eccetera, in cui abbiamo scritto: grazie per essere stata una parte importante di questo spettacolo. Io lo do simbolicamente ad Erika. Grazie a tutti, buona serata, grazie di cuore, ciao.